Allora ragazzi, siamo arrivati a Malgacciapela, parcheggio dove inizia la funivia che vi può portare fino a Punta Rocca, dove sta il museo della prima guerra mondiale. Adesso veniamo questo percorso qui. L'obiettivo di oggi è arrivare fino alla vetta orientale dell'Ombretta. Dovrebbero essere un 5 ore di cammino. È un dislivello importante perché qui siamo a 1500 scarsi, un po' di meno, e la vetta è sopra i 3000, quindi è un buon dislivello, c'è una buona capacità di resistenza fisica e tantissima voglia di camminare. Adesso ci cambiamo perché sono 60 gradi e mi sto sfiatando. Vamos! Siamo arrivati al rifugio, quindi prima pausa, ci cambiamo perché sono con i pantaloni lunghi e fa caldissimo e poi ripartiamo. Siamo arrivati quasi al rifugio Faliere, che è quello lì. Adesso il gruppo lo lasciamo qui, bar al rifugio, non so dove arriveranno, e io e Messner saliamo sulla vetta, quindi ci vediamo lungo il percorso. Ciao! Allora, dopo svariate ore di cammino siamo arrivati a questo vallone. Lo vedi in Wyoming. E il paesaggio è spettacolare. Dobbiamo andare lì. Non so se si vede in camera il rifugio. Allora, piccola pausa. Il rifugio è qui dietro. Ci dobbiamo essere. Siamo fermati perché pensavamo che facesse più freddo, invece fa veramente caldo, quindi siamo dovuti cambiare la maglia, che era completamente zuppa. Adesso 2 minuti e ripartiamo. Allora, abbiamo lasciato il gruppo, dopodiché sono salito con Davide fino alla prima croce e adesso andiamo verso la vetta. Arrivati al bivacco rifugio Marco Dal Bianco. Salita impegnativa dal bivacco Dal Bianco, che è molto ripida e tutta ghiaia, quindi poco attrito, un po' si scivola. Andiamo, abbiamo il kit, non abbiamo un cazzo oggi. Anche rapidi perché il tempo sta cambiando. Sto bene Davide a fermarsi perché
non è propriamente facile, anzi. Forse ci siamo. Tiè. Una grotta molto probabilmente utilizzata come trincea durante la prima guerra mondiale. Il paesaggio è fotonico. Sul cocuzzolo della montagna. Parete sud della Marmolada, Punta Rocca, Punta Penia e in fondo è Pizzopuè. Adesso via, l'ultimo pezzo. Qua ragazzi, come potete vedere non è un sentiero, è proprio una cresta, quindi bisogna stare attento. Denti, tolgo il videocamera, metto la GoPro. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vetta orientale dell'Ombretta. 3000 e vi scrivo sotto quanti metri. Vamos, riscendiamo perché il tempo sta cambiando. Vi lascio i video del drone. Ciao! Ho scremato, signor Giugi. Com'è? Birra. Difficile? Allora, difficile no, faticoso, molto. Seconda parte dopo il bivacco, che non è rifugio, ma un mini bivacco, è tutto ghiaione, tutto così, però così. Quindi invece di andare dritto ho passato per la roccia. Ragazzi, il percorso di oggi è terminato. È stato un percorso veramente fighissimo, molto faticoso, non difficilissimo, però lungo. Tenete presente che siamo partiti appunto da 1450, siamo arrivati a 3000 e qualcosa, vi comparirà sullo schermo il numero esatto. È panoramico, livello infinito, e chiudiamo il video con alle spalle il rifugio Falier. E questa qui che è la parete sud della Marmolada. Boh, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, mettete mi piace, ciao! Ehi Elvis, non ti metti a fuoco la macchinetta? Elvis e Jerry Lewis, 1 e 2, eccolo qua. Jerry!